Via. La giornata di oggi, l'incontro di oggi, era un incontro di Terre Nostre Veneto. Oggi che giorno è? Oggi 29 marzo 2015, qui a Rovigo alla Sala della Gran Guardia, e l'incontro era di Terre Nostre Veneto e nazionale, e è stata una giornata per addetti ai lavori, cioè per i comitati, una giornata di progressivo approfondimento sulle tematiche relative agli impianti a biogas e biomasse, così pericolosi e insidiosi per la nostra salute e il nostro territorio. Erano presenti vari comitati della provincia di Rovigo, Verona e Padova. In particolare nella provincia di Verona troviamo il comitato inceneritore di Castagnaro di Verona, impegnato in una lotta contro una centrale a biomasse di 3 megawatt e mezzo e funzionante a Pollina, voluta dalla GSM di Verona. E sempre invece della provincia di Rovigo troviamo il comitato di Lendinara, il comitato Lasciateci Respirare, il comitato di Canda, il comitato di San Martino di Venezia, altri comitati di Rovigo. E della provincia di Padova troviamo il comitato di Trebaseleghe, Bovolenta e il comitato di Ospedaletto Uganeo contro i disagi dei mangimifici veronesi, nonché del comitato Lasciateci Respirare della provincia di Padova, in particolare di Monselice. E si è provveduto a un progressivo approfondimento, dicevamo, sulle tematiche relative a questi impianti, e in particolare si è arrivata all'idea di una collaborazione tra Terre Nostre Veneto e Terre Nostre Lombardia per redare alcune diffide relativamente ai COT, cioè alle emissioni del carbonio organico totale, e per il discorso del teleriscaldamento che mai viene viene sempre in qualche modo non viene applicato, e per la valutazione di impatto ambientale ancorata, diciamo così, al ricorso al TAR già avvenuto di Scorzè. Questa è stata un po' la giornata che ha visto tra i vari interlocutori il professor Michele Corti, presidente del comitato Terre Nostre, e la dottoressa Marina Lecis, perito presso la Procura di Padova, sezione penale ambientale, e i vari presidenti e rappresentanti dei vari comitati. Ora il prossimo appuntamento sarà, come ci ha detto Michele, si terrà il 9 di maggio ad Ancona. Ci sarà un convegno nazionale di Terre Nostre che appunto le vede in prima fila in questa battaglia contro il biogas e biomasse, e che è tema della campagna elettorale regionale nelle Marche, dove appunto gli impianti sono stati, in seguito alle diffide fatte dai comitati, in particolare da Terre Nostre Marche, sono stati sequestrati e fermati. Quindi la situazione non si è potuta nascondere come è successo in altre regioni. E il convegno sarà tenuto in una sala centrale e proseguirà con un sit-in di fronte alla sede della RAI.